Assessore Tedesca, ci sono delle novità in termini di offerta vaccinale in Friuli Venezia Giulia? Sì, ancora ulteriori novità rispetto a quelle comunque recenti, perché noi abbiamo, come noto, ampliato il nostro piano vaccinale anticipando quelle che erano le novità introdotte dal piano nazionale. Lo abbiamo fatto di recente con il meningococco B, lo abbiamo fatto con l'antipapillomavirus e adesso con oggi completiamo l'offerta, per quello che è previsto anche nel piano nazionale, con l'antirotavirus per i nuovi nati e con l'herpes zoster per la popolazione adulta. Il piano nazionale prevede delle date nel 2018, dal 1 gennaio 2018 e entro la fine del 2018 per quanto riguarda l'herpes zoster. Noi comunque prevediamo di inserirlo fin da ora, non subito in maniera attiva, nel senso che le persone che sono interessate possono chiedere la vaccinazione e ce l'avranno comunque in modo gratuito. Andrà comunque a regime dal 1 gennaio 2018. Con questo credo che l'offerta vaccinale sia completa, sempre nell'ottica che sappiamo di mettere la prevenzione al primo posto e i vaccini come screening sono per noi punti fondamentali.